114esima escursione, ancora una volta da Miratoio verso Sasso Simone Simoncello. Sono le 9:50 e ancora una volta siamo qua, oggi in solitaria. L'ultima volta che eravamo stati qui c'era un crollo, qui c'era pieno di massi e adesso hanno ripulito tutto. Stiamo parlando più o meno di un anno fa. Complimenti. Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello. Fuga da Perticara. E là e qui ci sono dei ganci. Fanno arrampicata. Recinto per il pascolo. Un cartello è cascato. Nuvoloso, ventoso, ma assolutamente gradevole oggi. 10:20. Ancora dobbiamo salire per vedere Sasso Simone Simoncello. E siamo arrivati a Sasso Rosso, 1047 metri. E laggiù, quello un po' più alto, Sasso Simoncello, e quello più piatto, Sasso Simone, e si continua. Ed ecco i calanchi. E qua si entra nel bosco, dietro Sasso Simoncello. Bellissimo sto pezzo del bosco, la quiete più assoluta. E siamo arrivati al bivio, che questa è Banditella 1085. Esatto. 1087. E si prosegue per il 118. Altro bivio. Noi volendo salire su Sasso Simone andiamo qua.
un'area attrezzata per picnic e anche griglia laggiù. Complimenti. Ecco il faggio solitario e qua Sasso Simone. Dove una volta arrivati in cima si pranzerà. Iniziata la salita, laggiù faggio solitario e qui si va verso la cima di Sasso Simone ed è tutto lastricato, essendoci stata una città qualche secolo fa in cima a in cima al monte. Arrivato alla città del sole. Iniziate a costruire nel 1554. (14 luglio 1566) fu fatta cerimonia della prima pietra benedetta, messa e posta nel fondo negli fondamenti del Sasso Simone. La croce in cima a Sasso Simone . Sasso Simone, sono partito, perché questa è in solitaria oggi, da lì e si prosegue, nuvole, ma non dovrebbero far scherzetti oggi. E bivio e io devo tornare verso Miratoio, qui ha decisamente franato, ha franato sul bivio. Continuo per il 17, Miratoio, 1 ora e 40. Sono le 13:15, 1 ora e 40, 14:15, alle 3 dovrei arrivare, vediamo. E sono arrivato ora alla Sella dei Sassi, 1150 metri, sono le 13:32, è il punto di intermezzo fra Sasso Simoncello e bisogna seguire quel percorso lì per arrivare a Sasso Simoncello e Sasso Simone, che è esattamente qua dietro, che non si vede causa vegetazione. Questo è il punto di intermezzo, sempre io diretto verso Miratoio alla macchina. Ed ecco il bivio dove ero prima, vediamo se sì, esatto. E da qui si chiude l'anello intorno a Sasso Simone e si riprende la via del ritorno.
sulla via del ritorno, sulle orme nell'andata. (2-10). Vanditella, esattamente qui. Ultimo bivio, 1085 metri, non dà le tempistiche, ma teoricamente fra 1 ora e 10 dovrei arrivare alla macchina. Sono circondato da mucche nella foresta, lì, laggiù, lì quella che mi guarda. Pieno. Vitello. Vitelli. Strada del ritorno, altra visuale dei Calanchi. Si vedono benissimo Sasso Simoncello, un po' più alto, e Sasso Simone. 114esima escursione finita in solitaria oggi, sono le 3:10, 10 minuti di ritardo su quanto previsto, 126 piani in salita, 24.426 passi, sempre bello qui. Un giorno sono venuto anche per testare il nuovo zaino e non è male per niente.